Un tour per il sud dell'isola di 3 giorni per fare il punto sull'attività del progetto SMART promosso da Sardegna Ricerche in collaborazione con Carlo Delfino Editore. Nell'ambito del progetto Siti e musei archeologici in rete con il territorio, un viaggio in Marmilla dedicato ai giornalisti. Un progetto che è stato promosso nell'ambito del bando Sardegna un'isola sostenibile che ha messo in rete 21 società di gestione dei più importanti siti e musei archeologici del territorio per una promozione condivisa. L'evento è stato anche un momento conviviale di scambio di idee e l'occasione per fare un report sull'attività svolta finora e sulle prospettive future della rete Smart. I nostri musei sono spesso fatti di espongono piatti, bicchieri, in terracotta naturalmente, nulla plastica, qualche volta le cose più preziose in vetro, ma sono soprattutto piatti, bicchieri, brocche, brocchettine, portaprofumi, pentole, coperchi, forme diverse, culture diverse nel tempo, ma qual è la storia di delle persone che hanno usato quegli oggetti? Beh, la cosa più importante è che questi reperti non devono essere freddi agli occhi del visitatore, devono raccontare comunque una storia. Dicevo prima dell'archeometria. Nei vasi da cucina abbiamo fatto delle analisi biochimiche sui residui organici che hanno impregnato le pareti interne di questi vasi utilizzati per cuocere i cibi. E abbiamo fatto delle scoperte eccezionali, eccezionali. Per esempio, al Nuraghe Rubiu si è scoperto che cucinavano anche gli insetti, l'entomofagia. Che tipo di insetti? Ortotteri, cioè o cavallette o cicale o grilli cucinati con il vino. Seguivano già le norme europee? Sì, diciamo che oggi come oggi ci consigliano di consumare gli insetti, ma l'entomofagia nell'antichità non era una scoperta così recente. Ricordiamo per esempio le ricette dell'autore romano Appicio che ci parla delle locuste mielate. Certo. Quindi siamo solo noi europei e nordamericani che non consumano gli insetti, perché in Sud America, in Africa e in altri luoghi dell'Asia consumano tranquillamente gli insetti. Bevevano il vino. Non era un vino come quello che conserviamo noi? È diverso perché per esempio nella tomba presso il Nuraghe Rubiu, nella tomba di Giganti, abbiamo trovato un vaso, un contenitore che ha contenuto del vino bianco molto zuccherato. Molto zuccherato. Le analisi un muscadeddo? È una specie di cosa del genere, ma le analisi biochimiche non ci hanno saputo dire niente di più. Aggiungevano il miele, okay, oppure delle bacche particolarmente dolci per dolcificarlo. Ricordiamo che nell'antichità il vino comunque si beveva diversamente da come lo beviamo noi. E come si beveva? C'è la ricetta omerica, quella famosa. Allora, nel vino si aggiungeva la bianca farina, si grattugiava formaggio di capra, si aggiungeva il miele e dopodiché si poteva bere. Questa è la ricetta omerica e siamo nell'VIII secolo a.C. Certo. Tu hai dedicato un intero volume. Molto divulgativo ma tecnicamente impeccabile, no? Scientificamente impeccabile, dedicato proprio alla cucina, a cosa mangiavano, un artusi, no, non sono ricette, però un resoconto che è di un pranzo di artusi di qualche tempo fa. Ne abbiamo la testimonianza in diversi nuraghi ormai. Diciamo che
la donna e l'uomo nuragici non hanno fatto delle grandi scoperte, cioè è fin dal Neolitico che si conosce la coltivazione dei cereali, è fin dal Neolitico... Per neuragico intendi la seconda metà del millennio? Del secondo millennio. Diciamo dal 1700 in giù. Dal 1700 in giù, okay, fino al 1000 almeno. Si è così scoperto che c'erano anche non solo delle ricette, ma l'allevamento, per esempio, era principalmente indirizzato verso l'allevamento di specie domestiche come i bovini, i suini e gli ovicaprini. Poi c'era la caccia che contribuiva ovviamente all'alimentazione carnea, quindi il cervo, il muflone, è stato trovato anche il daino in certe situazioni del periodo nuragico. Quindi di tutto di più, per cui chi si occupa di questo particolare tema dell'alimentazione ha potuto concludere che certe comunità fossero delle comunità, fra virgolette, opulente. L'archeologia come scienza multidisciplinare che affronta tante facce di una realtà, è un'indagine scientifica che coinvolge tanti specialisti diversi di diverse discipline, ma è anche, forse, prima di ogni altra cosa, la ricostruzione della vita di donne, uomini e di comunità che sono vissute in un tempo lontanissimo o più recente. Diciamo che da una ventina d'anni a questa parte ci si è interessati molto di più agli aspetti della vita quotidiana, degli uomini e delle donne della preistoria. Perché? Perché un po' ce li fa sentire più vicini a noi. Diciamo che la scienza archeologica da una ventina d'anni a questa parte ha sempre più utilizzato strumenti nuovi che sono gli strumenti dell'archeometria, cioè della misurazione dei dati che noi otteniamo negli scavi. E ci si è rivolti in particolare su aspetti quali per esempio l'alimentazione. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Questo è vero in parte, però si possono scoprire degli aspetti particolari della vita quotidiana e si scopre per esempio che in età nuragica, già a partire dal XV secolo avanti Cristo, conoscevano il vino, facevano il vino. Veniamo a scoprire che gli piaceva fare degli spuntini in comunità, dove si consumava della carne cotta con il vino bianco e il vino rosso, carne di ruminanti e non ruminanti con cotenna, per esempio, savezza imbinata. Quindi certo non è semplice riportare il proprio pensiero a 3600-3500 anni fa. E non tutto è scontato. Non li dobbiamo sentire queste donne, questi uomini nuragici, né troppo lontani né troppo vicini a noi. Molte cose sono cambiate e altre non sono cambiate per niente. Cultura ed economia all'interno di un territorio è un binomio non facile, ma ci si deve provare. È un binomio non facile, soprattutto nelle cosiddette zone interne in cui attirare i turisti è sempre complicato. Come sappiamo, i flussi turistici verso la Sardegna sono in stragrande maggioranza flussi balneari di turisti che arrivano qui per un paio di mesi all'anno e non si spostano verso le zone interne.
Per le zone interne si parla dei cosiddetti mesi di spalla da moltissimo tempo. Tramutare queste aspettative, queste ipotesi di lavoro in realtà è sempre stato complicato, lo è ancora oggi. Per riuscirci servono tante cose. Dal punto di vista di chi fa cultura serve prima di tutto formazione, studio, capacità di competere sul mercato, di allargare il proprio orizzonte oltre il territorio di competenza e riuscire a portare le proprie ricchezze ben oltre i confini del proprio paese. Infrastrutture, ma anche rete. Bisogna unirsi per dialogare con un territorio. Da soli è un po' complicato essere realmente propositivi. Per essere competitivi bisogna essere grossi, non bisogna nascondere questa cosa qua, non ci possono essere ma non funzionano così bene tantissimi operatori separati tra loro e magari anche avversari tra loro. In stretta competizione servono operatori che si alleino, che lavorino insieme per fare anche le cose più elementari, come ad esempio dei biglietti unitari, unificati tra diversi siti, una cosa che ancora oggi latita spesso sui nostri territori. Siamo a Luna Matrona e dove siamo? Allora, siamo in territorio di Luna Matrona e precisamente in località Nigias, ed è il nome proprio che prende la tomba dei giganti di Suguá de Nigias. Che cosa racconta? Si può raccontare, diciamo, delle tombe dei giganti, che cosa sono? Che sono appunto delle sepolture collettive che sono presenti in tutta la Sardegna ed è, diciamo, però questa tomba, diciamo, una particolarità insolita proprio nel sud dell'isola, quindi nel centro-sud. Per quale motivo? Proprio perché le tombe dei giganti con stelle centinata e con lastre, diciamo, infisse nel terreno in maniera verticale sono una tipologia normalmente presente invece diciamo, nel centro settentrionale della Sardegna, quindi nel centro-nord. Quindi diciamo che più presenti nel sud, quindi più diffuse, sono quelle invece di tipologia filari. Noi vediamo due fori, uno inferiore, una porta, l'altro superiore. Allora, quello inferiore è appunto diciamo un piccolo accesso che in origine era dotato di un portello e che per ipotesi il defunto poteva anche, diciamo, essere introdotto da questo piccolo ingresso, mentre il foro nella parte superiore è un foro che è stato realizzato in tempi successivi e da questo anche il nome, diciamo, di questa tomba, Guaddu. Perché? Perché la leggenda racconta appunto che forse questo foro sia stato realizzato per legare i cavalli, però in realtà non si sa il vero utilizzo. Come avveniva il rituale? Allora, il rituale intanto poteva essere comunque il defunto introdotto, come dicevo prima, o da questa piccola apertura, oppure anche introducendo il defunto dall'alto del corridoio attraverso la rimozione di alcune lastre che fanno parte appunto della copertura. E chi veniva sepolto? Uomini e donne? Sappiamo qualcosa? Sì. E cosa è stato trovato? Allora, si sa in pratica che non tutti comunque i defunti venissero diciamo sepolti in questa tomba, ma che fosse destinata a delle famiglie o comunque a dei gruppi di un certo rango. Diciamo che i reperti rinvenuti per quanto riguarda l'area dell'Esedra sono stati dei frammenti di ceramica metopali oppure ancora delle epissidi che probabilmente appunto servivano per delle offerte rituali, mentre dalla camera sepolcrale, ossia dal corridoio, proviene invece una ciotola con risega interna, probabilmente appartenente al bronzo recente, quindi all'incirca al XIII secolo. Una rete di musei che si autopromuovono, si sostengono e interagiscono con il territorio. Questo è Smart. Sì, questo è Smart. Tutto il territorio della Sardegna, 20 società cooperative con un capofila d'eccezione, che è il Carlo Delfino, che grazie a un progetto di Sardegna Ricerche finalizzato proprio a creare reti tra piccole e medie imprese, si è coalizzato per promuovere la Sardegna in maniera unitaria.
perché noi crediamo che la Sardegna archeologica venga conosciuta in tutto il mondo, da tutti, non è così, c'è tanto da fare e quel tanto da fare della promozione deve tradursi in economia del territorio, che è quello che ci auguriamo tutti. Tanti infopoint in luoghi a alta propensione allo spopolamento, in cui i servizi mancano, in cui le infrastrutture non sono sempre alla perfezione, ma se chiamo il museo interagisce con il territorio. Assolutamente sì, i musei sono anche un posto, un luogo dove il turista viene coccolato, viene accolto, dove gli si spiega non solo il territorio e il monumento, ma gli si spiega quella che è il modo di vivere delle genti, ma gli si dà un'indicazione su dove andare a mangiare, sulla signora che fa il pane, che fa i dolci, sulle tradizioni, sulla festa del paese. Il turista di oggi vuole questo, vuole scoprire dei luoghi nuovi da poter raccontare e da poter vivere. Oggi il turismo esperienziale è proprio quello, vivere i luoghi, e noi ce li abbiamo 120 professionisti, tutte guide turistiche col patentino, che lavorano con una passione per il loro monumento, per il loro museo, per il loro territorio, che sapranno trasmettere e sanno trasmettere ai visitatori, che poi andranno a raccontare. Sappiamo che il passaparola è il volano del turismo migliore, ecco. Promozione, formazione e formazione reciproca. Assolutamente. Gli operatori, i 120 operatori, sono già delle persone fortemente formate, hanno fatto dei corsi di gestione museale, hanno fatto degli stage, hanno fatto dei corsi di lingue, e quindi sono consapevoli che la formazione deve essere continua, che il mondo si evolve molto velocemente, e quindi vanno a formarsi, specialmente adesso sulle nuove tecnologie, sulla promozione del territorio attraverso le nuove tecnologie per raggiungere nuovi target. Ma l'altro aspetto fondamentale della rete è che è il conoscersi tra di loro, quindi fare squadra, vedere come quel determinato problema è stato risolto in maniera diversa da un sito rispetto a un altro, e quindi trovare la soluzione vincente da applicare in tutta la rete. Questo è fondamentale, è strategico per crescere. Ricordiamo che stiamo parlando di un progetto rivolto alle piccole e medie imprese, dove il turismo si può fare, col turismo si può vivere, con la cultura si può mangiare, come si diceva un tempo, e questo è possibile anche in Sardegna. Il portare una cornice che raccoglie tutti i siti dei vari musei, quindi rimanda ai siti dei vari musei, ognuno dei quali offre la sua peculiarità. Si va dai castelli medievali, per scendere poi alle terme romane, per andare poi ai siti fenicio-punici, fino ad arrivare ai nuraghi complessi, menhir col museo di Laconi e le Domus de Janas, e senza dimenticare le chiese fantastiche, perché molti dei nostri rettisti gestiscono anche le chiese medievali. Sono più di 62 i monumenti che vengono gestiti da questa rete, sparsi in tutta la Sardegna, quindi c'è veramente un ventaglio di possibilità, sì, incredibile per il turista, quindi è per vario, ma per il turista non parlo solo di turista straniero, anche dei sardi, che hanno bisogno di conoscere meglio la propria storia, la propria cultura. Sono centri di trasfusione empatica, infopoint turistici empatici con il territorio. Assolutamente sì, loro intanto conoscendo il territorio conoscono le persone, quindi raccontano delle persone e raccontano le storie delle persone, le storie del paese, quindi c'è uno storytelling che nasce spontaneo, che non è una cosa costruita. Le cose costruite, diciamo, il turista se ne accorge, non le vuole più. Ha bisogno proprio della genuinità, della spontaneità di queste persone, che ti sanno veramente raccontare gli aneddoti del territorio. Un tour personalizzato. Un tour personalizzato, tra l'altro anche una rete, veramente in tutti i sensi, perché una volta che il turista entra in un nodo della rete, poi viene portato dagli altri ad andare nei luoghi che sono all'interno della rete, quindi rimane veramente imbrigliato in questa rete, ma felicemente. Non... Con Francesco Sanna, presidente del Consorzio Sa Corona Rubbia, nel Museo del Territorio.
Sì, Museo del Territorio, il nome già dichiara tutti gli intenti di fondazione. Attraverso il museo intendiamo raccontare alcuni aspetti specifici della nostra area, della Marmilla, zona geografica della Sardegna, dove possiamo rintracciare un insieme di elementi comuni a diverse comunità, sia dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista archeologico, dal punto di vista naturalistico e anche etno-antropologico. Questo museo racconta questo in diverse sale, in diversi ambienti allestiti. Facciamo uno spaccato, invitiamo il visitatore a fare un percorso conoscitivo e quindi dall'archeologia, dalle testimonianze di vita passata, poi andiamo a raccontare gli animali, le specie, le piante che hanno caratterizzato la vita di quegli abitanti così come le nostre. È una narrazione di territorio, quindi attraverso questo raccontiamo un po' anche di noi stessi. Un atto di amore che passa attraverso la tradizione, delle cose più antiche alle cose più moderne, segnano un continuum dell'uso del territorio legato al mondo dell'agricoltura soprattutto e alle genti che ci vivono. Sì, questo continuum è un aspetto davvero interessante per quanto riguarda la Marmilla, perché oggi la memoria coeva che siamo ancora nelle condizioni di poter raccogliere di chi ha vissuto gli anni 50, gli anni 60, gli anni 40, la prima epoca di meccanizzazione agricola, è un fattore importante perché quella è stata davvero la cerniera, il cambio di paradigma per il nostro territorio che ha portato quindi a interpretare anche le aree coltivabili in maniera diversa rispetto a come si faceva prima, ad utilizzarne di nuove che prima erano rimaste vergini e vista la rinnovata capacità anche tecnologica. E quindi, come ogni cambiamento cerniera, ha portato delle variazioni anche socioculturali, anche in termini di occupazione nel territorio, tant'è che questo territorio è tornato a essere terra di migrazione negli anni 70, perché chiaramente quel fabbisogno di braccianti agricoli che vi era prima è venuto meno. E questo continuum, quindi, avere memoria di che cosa è successo nel nostro recente passato, è l'inizio di un percorso. Attraverso questo percorso poi noi abbiamo la scusante per andare sempre più a fondo, sempre più indietro nel tempo e trovare sempre più elementi che ci aiutino a comprendere davvero che cosa è stato questo territorio per le genti che lo hanno abitato nei diversi secoli. E così scopriamo una certa vivacità culturale e di commesse artistiche nelle nostre chiese che abbiamo percepito essere di grande valore e non alla portata certamente di popolazioni povere, e quindi ci dichiara una ricchezza anche economica del territorio che magari agli occhi dell'osservatore di oggi, percependolo come una zona tra virgolette povera, potrebbe essere non così evidente. Un piccolo museo all'interno di un territorio che racconta una storia molto lunga. Sì, il Museo Gena Maria nasce nel 1982 proprio come museo comprensoriale, perché aveva e ha ancora l'obiettivo di raccogliere tutti i reperti che provengono dal territorio della Marmilla, e quindi diciamo è un apripista verso la visita di questo territorio. Che tipo di reperti sono conservati a Gena Maria? A Gena Maria al Museo Gena Maria sono conservati reperti che vanno dal Neolitico fino all'età medievale, quindi attraversando quindi tutta l'età nuragica, l'età punica e l'età romana, e parlano appunto delle vicissitudini che si sono susseguite in questo territorio, nell'occupazione di questo territorio e nella modalità in cui è stato vissuto. È un museo che dialoga, ha perfino una parte tattile e ciascuno dei reperti è proposto in maniera esplicita, non si nasconde. Sì. Il merito di questo è soprattutto del primo curatore Ubaldo Badas, che aveva proprio come interesse principale quello di comunicare la funzione del manufatto, e quindi il museo, grazie proprio al suo lavoro, è arricchito da questi pannelli didattici che spiegano in maniera esaustiva l'utilizzo del reperto nell'età preistorica e protostorica.
Dialoga ma anche con le nuove tecnologie, il tablet, le didascalie contemporanee, no? Sì, ultimamente abbiamo fatto questo passaggio, insomma, abbiamo aggiornato il museo anche attraverso le risorse tecnologiche che permettono chiaramente oggi di spiegare certi concetti attraverso appunto la ricostruzione 3D dei reperti o degli edifici, e anche attraverso i modelli tattili che aiutano anche le persone che hanno difficoltà, appunto ipovedenti, di permettere una lettura del monumento. Descrivere un oggetto significa raccontare, in realtà i musei sono fatti di tanti oggetti, alla fine sono forse piatti e oggetti, no, di uso quotidiano per lo più, ma quelli raccontano la storia di genti, di donne e uomini, bambini che hanno vissuto. Sì. E proprio nella sala dove siamo adesso è offerto uno spaccato di vita di una comunità della prima età del ferro che risiedeva proprio nel nuraghe Gena Maria. E ogni ambiente racconta un'attività che si svolgeva al suo interno, quindi c'è il vano dove si dormiva, il vano dove si cucinava, il vano dove si raccoglievano e si conservavano le derrate agricole. Quindi grazie al lavoro degli archeologi è stato proprio possibile ricostruire uno spaccato di vita quotidiana di una comunità di 3.000 anni fa. Come vivevano questi uomini della Marmilla di 3.000 anni fa e poi i figli dei figli? Vivevano in maniera semplice, sicuramente meglio di noi, si cibavano di cibi sicuramente molto sani, attraverso a chilometro zero. L'allevamento era quello dei bovini, dei suini, delle pecore, poi c'era la coltivazione del grano, delle fave, della vite, e quindi era una vita sicuramente sana, ricca e completa, perché c'era tutto, c'erano i carboidrati, c'erano le proteine, e quello che si evince è una vita sicuramente semplice, non, certo di sussistenza, perché ovviamente bisognava procacciarsi e lavorare, però non si riesce a leggere, il dato archeologico non fa traspirare nessuna difficoltà, ecco. Erano tanti? Vivevano in tanti in questi luoghi? Ma la stima è difficile da fare, però nel caso di Gena Maria si parla di un centinaio di abitanti. La gestione dei beni culturali all'interno di un territorio che di cultura racconta più di un millennio. La storia che questo paese ha alle spalle è veramente molto importante, è una storia millenaria, e l'insediamento in cui siamo oggi, in Nuraghe sul Mulino, ne è la chiara dimostrazione. Un nuraghe arcaico con una storia veramente molto importante, e la sua valorizzazione è fondamentale anche per l'economia del territorio. Dai più importanti studi economici si è stabilito che ogni euro investito in cultura e nella valorizzazione della cultura ha una ricaduta economica di almeno 3 euro, quindi investire 100 significa ricevere 300, quindi è fondamentale credere e investire nella valorizzazione culturale dei nostri beni archeologici. Non ci si può presentare da soli nei mercati internazionali, e il progetto SMART restituisce un'ipotesi di rete che si concretizza in anni di lavoro. Per la prima volta il progetto SMART cerca di inserire, di mettere in rete tutti i beni archeologici presenti nel territorio. Questa è una svolta fondamentale nella promozione sinergica dei nostri beni culturali. È la strada che bisogna perseguire. Il progetto SMART può essere l'inizio di un più lungo progetto di sviluppo nella promozione. Il Sumulinu è un nuraghe a un passo, no, dalla più celebre Barumini, all'interno di un contesto Marmilla che dal quinto millennio almeno sino all'età più moderna restituisce sezioni intere di storia. Noi continuiamo a credere che appunto i beni culturali vadano promossi insieme, quindi cerchiamo anche di creare sinergie con
i vicini siti archeologici. Bisogna anche dire che l'inserimento del Nuraghe sul Mulino di Villanova Franca e del Gianna Maria di Villanova Forro e anche del Nuraghe di Sidi all'interno della short list che verrà inserita alla presentazione per i beni UNESCO sono un nuovo passo avanti che può aprire veramente strade inimmaginabili fino a ieri. Speriamo che questo progetto possa trarre i suoi frutti e che appunto anche Villanova Franca insieme agli altri siti della Marmilla possano avere il riconoscimento UNESCO e fregiarsi di questo importante titolo. Quanta storia racconta questo nuraghe villaggio multitorre e molto di più, è difficile inquadrarlo solo con un termine. Ma è un nuraghe singolare, come avrete sicuramente notato già per il giro che abbiamo fatto, perché intanto ci troviamo in un contesto all'interno di questa torre dove già funziona come una sorta di bignami di architettura nuragica, dalle mura gradonate e coperture piane agli ambienti arcaici e a bozzi di tolos, come possiamo notare. Purtroppo non siamo in grado di vedere la tolos che si vede nella torre perché in questo momento è ancora interdetta, ma questo nuraghe, per chi è appassionato di architettura nuragica, è un qualcosa di eccezionale, e lo è anche per chi non è appassionato di architettura ma si affascina a questo contesto sacro che per lungo tempo, diciamo, non veniva messo in risalto e che invece è un elemento portante della civiltà nuragica che per molti a partire dalla prima età del ferro vediamo sia in questo contesto come nei pozzi sacri e perché no, come ho già detto, nelle statue di Monti Pramma. Creare economia dalla cultura, e si può. Sì, si può creare economia dalla cultura perché puntando su quello che c'è, su quello che è storico, su quello che è ambiente, su quello che in qualche modo può essere coinvolgente per la comunità e soprattutto per i giovani. Beni culturali, la proposta di una singola comunità diventa fragile se non inserita all'interno di un contesto collettivo, all'interno di una rete di imprese. Assolutamente sì, è importante oggi fare rete, infatti il comune di Las Plassas è inserito nel piano di gestione del sito UNESCO perché insieme si può fare sicuramente di più, andare da soli è molto difficile, si può fare ma è molto difficile, camminare da soli vuol dire faticare molto di più con tempi molto più lunghi, fare rete, stare insieme è meglio perché l'economia gira un po' per tutti, creando servizi, creando quello che serve sia alla propria comunità, sia al territorio vicino, sia a quello che diciamo è immediatamente vicino. La rete Smart mette insieme 20 realtà, 21 realtà culturali che si autopromuovono vicendevolmente, dal nord al sud della Sardegna. La rete culturale vuol dire che si parte da quella che è la nostra storia, la nostra preistoria, come dappertutto c'è in Sardegna, che abbiamo sia il nuragico, quindi la cultura, quella neolitica, la cultura antica, sia la cultura storica che è quella come la Splassa abbiamo il medievale, che mi sembra importante. Smart unisce 21 realtà di tante piccole comunità che si vogliono proporre insieme, lavorare insieme per proporsi nei mercati internazionali. È giusto che nei mercati internazionali ci si proponga unitariamente. Il progetto Smart è un progetto eccezionale che finalmente mette in rete tutti i siti, tutte le realtà archeologiche e culturali del territorio e questa è l'unica strada da perseguire per raggiungere gli obiettivi. Tutti insieme, ma ciascuno individualmente con la propria storia. Certamente, ognuno propone la propria storia, però unendo tutte le storie si raggiunge gli obiettivi. Sardara ha una lunga storia, dal Neolitico sino all'età medievale, per fermarci all'età medievale, ma in realtà c'è tutta sino all'età contemporanea. Ma Sardara abbraccia un periodo storico eccezionale, diciamo che è una fucina di tesori archeologici, culturali,
E probabilmente andremo anche un po' indietro nel tempo con i protonuraghi, e quindi questa è sarebbe una bella soddisfazione per il territorio e per tutta la Sardegna. L'acqua è al centro dei culti, ma anche dell'economia. Un centro storico che cresce sul centro antico e che ne rispetta la spiritualità. Certamente, il centro storico di Sardara è eccezionale e ben curato, andrà migliorato, necessita di una cosa, di un'anima, e noi stiamo cercando di creare l'anima di questo centro storico bellissimo, e l'acqua è il fulcro di tutto quello che ruota attorno al centro storico, col nostro pozzo nuragico e con le nostre terme. Il paese già da tanto tempo ha imboccato l'ottica della valorizzazione dei beni culturali. Abbiamo diversi marchi, tipo il marchio bandiera arancione, il marchio Eriti, quindi ci siamo messi l'obiettivo proprio di animare i nostri beni culturali per porli come presupposto alla valorizzazione del nostro territorio. Quali sono le prospettive? La tavolozza del lavoro del 2023? Allora, tralasciando le difficoltà di carattere economico, abbiamo diversi progetti, già anche studiati con la cooperativa che a Sardara gestisce i beni culturali, e speriamo dunque di poterla realizzare. In primis ci dovrebbe essere un finanziamento della Regione per quanto riguarda la civiltà nuragica. Dovremmo essere destinatari, perché noi rientriamo tra i 32 comuni che sono stati individuati per il marchio UNESCO, di 1 milione di euro, e l'intenzione dell'amministrazione è recuperare un altro pozzo nuragico che sta sotto una casa nella zona centrale del paese, con l'esproprio di questa casa, e di realizzare nell'area antistante un'area pedonale. Museo archeologico di Sardara, un museo inclusivo. Sì, in effetti il museo di Sardara possiamo definirlo proprio inclusivo, perché parla alla comunità, parla al territorio. Essendo un museo comprensoriale, oltre ad ospitare gli oggetti che provengono dal territorio di Sardara, sono degli oggetti che provengono anche da altre località, ma è inclusivo anche da un punto di vista culturale per l'accessibilità anche fisica. Il Museo di Sardara è stato uno dei pochi, il primo in Sardegna a dotarsi di un percorso tattile, quindi anche in questo senso si è come dire, gettato un ponte anche verso il contatto anche con altre, come possiamo dire, categorie di visitatori che in quel momento non avevano la possibilità di godere e di fruire del bene culturale. Un museo tattile che è fatto di copie degli oggetti esposti. Sì, in effetti è stato un progetto fatto con l'Unione Italiana Cechi, dove sono stati realizzati proprio questi manufatti, identica all'originale, quindi anche mettendo in rilievo attraverso il tatto, quindi la possibilità che i non vedenti avessero la possibilità quindi di leggere, di capire come sono fatti poi gli oggetti esposti all'interno delle vetrine. Questo ci ha portato a collaborazioni importanti come il Museo Egizio di Torino, dove abbiamo portato una mostra sempre sul tattile, e poi utilizziamo anche questo sistema con i bambini bendandoli, quindi facendoli capire a loro sia l'aspetto ludico del tattile, ma anche cosa si prova a dover interagire in una situazione penalizzante anche per quel che riguarda una normalità nella vita. Noi abbiamo anche iniziato ad affrontare il discorso legato a quello che poteva essere l'archeologia sperimentale, o che poi il concetto del museo, essendo una rappresentazione metaforica delle storie, quindi non potevano mancare neanche le ricostruzioni, quindi anche di contesti, in questo caso tombali, dove in scala 1:1 sono state riproposte le stesse situazioni delle sepolture in un contesto di una necropoli romana, con gli oggetti manufatti, monete e resti di pasto ritrovati all'interno delle sepolture nello scavo. Quali reperti conserva il museo? Il museo allora conserva più di 1100 reperti, sono tutti reperti che vanno dal periodo prenuragico sino al periodo medievale, ed oltre ad abbracciare un excursus storico abbastanza importante del territorio di Sardara, rappresenta anche tutto quello che poi può essere definito il medio campidano,
o la vecchia comunità montana del Montellinas. Ecco, tutto il territorio circostante Sardegna è rappresentato anche sino alla 131 come manufatti di San Sperate. Diciamo che il mondo cambia, ed è cambiato effettivamente, perché in meno di 2 mesi lo scorso anno abbiamo messo in rete 20 realtà, che significa che le persone capiscono che assieme si può portare avanti un progetto, da soli non si può portare avanti. Oggi la conclusione di questo progetto, che è partito a settembre dell'anno scorso, e in meno di un anno abbiamo fatto 3 tappe importanti. Abbiamo fatto Olbia con una mostra, abbiamo fatto Firenze col turismo, abbiamo fatto Paestum, che significa che la volontà, la passione e la tenacia pagano, e l'hanno capito i 20 che si sono riuniti e che vogliono ancora continuare questo percorso, perché è un percorso virtuoso che sicuramente può portare dei benefici a tutti, ma soprattutto alla Sardegna. E chiudiamo questo spazio di approfondimento sul progetto SMART, che ha avuto, come abbiamo visto, una definizione in 3 giornate. Lo facciamo con Marina Masala negli uffici di Sardegna Ricerche, che è coordinatore di questo programma. Sì, coordinatore e finanziatore di questo progetto che è inserito in un insieme di 15 progetti di rete per il turismo. Il bando si intitola Sardegna un'isola sostenibile, proprio perché la nostra idea di turismo è quella di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità. SMART è la prima rete che riunisce 21 siti cooperative di gestione di siti archeologici in Sardegna, quindi il messaggio è veramente che se ci uniamo possiamo anche fare la promozione insieme, partecipare alla fiera, eccetera. Cos'altro volevo dirvi? Che l'ispirazione di questi progetti è stata anche non poterne più di sentirsi dire che i sardi sono pocos locos e malunidos, quindi che non riescono a stare insieme, che non riescono a lavorare insieme, che bisticciano appena li metti insieme. Qui sono coinvolti 120 persone a vario titolo che hanno veramente lavorato insieme, con capofila a Carlo Delfino editore. E il messaggio è quello di una Sardegna culturale, di una Sardegna profonda, di una Sardegna dove noi veramente possiamo prendere i turisti e portarli per mano a visitare tutti questi luoghi significativi della nostra storia. E non c'è solo l'epoca nuragica, c'è l'epoca medievale e ci sono tutte le altre epoche e dominazioni che a vario titolo sappiamo ha subito la Sardegna. Quindi il nostro messaggio è: mettiamoci insieme e cerchiamo di lavorare insieme rispettando le specifiche diversità. È molto particolare che ci siano coinvolte le comunità, ci siano coinvolti questi piccoli musei. Ad esempio sabato abbiamo visitato il museo di Las Plassas, quindi che sta sotto il castello di Las Plassas in piena Marmilla. Alcuni giornalisti erano veramente colpiti da vedere queste piccole realtà, quindi un museo multimediale a Las Plassas, piccolo, veramente curato bene. Vorremmo andare avanti in questa direzione, quindi continuare a proporre le reti di impresa. Recentemente anche Sardegna di Ricerche ha organizzato un settore che si chiama proprio economia circolare, edilizia sostenibile e reti turismo. Quindi noi vorremmo continuare a sostenere questi 15 reti. Una volta terminato il progetto bisogna dargli gambe per continuare a operare in questo senso. Siamo alle conclusioni, quindi abbiamo visto 2 anni di lavoro per sviluppare il progetto, percorso che si è definito in questi giorni. Qual è l'obiettivo futuro del progetto SMART? Che cosa vedete all'orizzonte? Ma il progetto SMART in particolare ha questa caratteristica di promuovere l'archeologia della Sardegna, quindi continuerà, ha già fatto le varie fiere, Paestum, eccetera, continuerà a fare la promozione, continuerà veramente a lavorare insieme perché venga conosciuto un po' l'insieme dei siti archeologici sardi, quindi non solo le realtà scollegate, ma le realtà collegate proprio con il filo storico della Sardegna, di modo che anche gli stessi sardi conoscano qual è la nostra storia.